15 giorni di prognosi è quanto hanno previsto i medici del San Bortolo nei confronti di un agente di polizia penitenziaria del carcere di Vicenza, vittima dell'ennesima aggressione da parte di un detenuto. Un soggetto di difficile adattamento che aveva tentato di sottrarre un buono gas direttamente dalle tasche dell'agente, motivo della violenta colluttazione che ne è derivata. Un grave episodio che si somma ad altre due aggressioni avvenute il giorno prima, una a seguito di un tentativo di strangolamento, sempre da parte di un detenuto che è costato all'agente 5 giorni di prognosi, e di un collega costretto a rivolgersi alle cure del pronto soccorso dopo aver difeso le chiavi della sezione che un altro detenuto aveva tentato di strappare con violenza. Insorge il sindacato USPP che sollecita le istituzioni a prendere opportuni provvedimenti, visto lo stato di emergenza continuo che l'organico sottodimensionato degli agenti penitenziari è costretto a gestire in condizioni di forte pressione ai limiti della tollerabilità.